Ben ritrovati amici della Wii Sport, Antonio Carreri porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi del 15° turno del campionato allievi regionali Girone C dall'impianto comunale in San Paolo, sito in Barcellona Pozzo di Gotto. Si affrontavano Orsa Barcellona e Comprensorio del Tirreno, i padroni di casa, che fino a questo momento sono fanalino di coda di questo torneo, senza nessuna vittoria ancora conquistata e con soli 2 punti raccolti. Dall'altra parte invece i parietà di mister De Gaetano nelle ultime settimane hanno iniziato a seguire la scia delle più forti e si trovano in piena corsa playoff. Vediamo qui con l'ausilio delle nostre grafiche i 22 che scenderanno in campo nell'ultimo turno. Ricordiamo il Comprensorio ha vinto per 3-0, una netta vittoria nei confronti della Folgore. Vediamo qui anche un minuto di silenzio che verrà osservato per ricordare le vittime del centro Italia. E quando siamo al fischio iniziale c'è l'Orsa alla battuta che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, viceversa il Comprensorio da sinistra verso destra. Vediamo qui che è proprio la formazione di mister De Gaetano a partire col piede giusto. L'azione si sviluppa sull'out di destra, ancora il pallone viene difeso dal giocatore del Comprensorio, viene servito Ruggeri che prova il cross dal fondo, ma il pallone va di molto alto sulla porta difesa dal portiere Barca. Dall'altra parte ci prova l'Orsa Barcellona, il pallone se lo ritrova Giunta che prova il destro, anche qui tentativo velleitario e il portiere Ragusa non avrà alcun tipo di problema. Qui però è ancora l'Orsa che prova a spingere sull'acceleratore, il pallone viene girato sull'out di destra, c'è una conclusione provata, arriva Calarco che incredibilmente incoccia col sinistro da 2 passi sulla traversa. Sfortunato sicuramente il tentativo del numero 5 dell'Orsa Barcellona, che ci ha provato quindi con il suo capitano. Vediamo qui che il Comprensorio prova a uscire, l'azione si sviluppa per vie centrali, c'è un assist bellissimo con cui viene servito Cucinotta che cicca clamorosamente la conclusione e manda al lato da buona posizione. È l'occasione più grossa del Comprensorio in questa prima parte di gara. Ancora qui però i ragazzi di mister De Gaetano che provano ad affacciarsi in avanti, il pallone lo riconquista Pirrone che poi prova la conclusione da fuori. Anche qui però la mira è sballata e il risultato continua a non sbloccarsi in questo primo tempo, sicuramente avaro di occasioni e di emozioni. Qui si lamentano i padroni di casa per un possibile intervento a calcio di rigore e qui riapprezziamo al replay. Ci sembra comunque corretta la decisione del direttore di gara. Vediamo qui che il Comprensorio perde un pericoloso pallone sulla 3/4, il pallone ancora per Calarco che serve il compagno che se la ritrova sul sinistro, prova il tiro a giro ma non c'è nessun problema per il portiere Ragusa. Ci sono invece problemi per mister De Gaetano che dovrà subito effettuare il primo cambio, infatti uscirà il numero 6 Repici, entrerà il numero 13 De Pasquale. Un fastidio muscolare per il difensore del Comprensorio che qui si riaffaccia in zona porta. Siamo però al duplice fischio, infatti il direttore di gara manderà le 2 squadre a riposo sul risultato di 0-0. Vediamo se le indicazioni dei 2 allenatori nell'intervallo avranno portato i loro frutti, con il Comprensorio che apre battendo questo pallone la seconda parte di gara. È proprio qui che il Comprensorio si porta in avanti, c'è un tentativo rimpallato del 10 Agolli e il risultato quindi non si sblocca. Dall'altra parte l'Orsa Barcellona invece si fa pericolosissima con questa conclusione di Maimone che impegna Ragusa. Un volo bellissimo questo dell'estremo difensore del Comprensorio che ha sventato il pericolo. Si riaffaccia in avanti la squadra di mister De Gaetano che ci proverà con Agolli, il pallone poi arriva al compagno, ancora Agolli che prova il tiro a botta sicura, rimpallato dalla difesa dell'Orsa. Intanto fa il suo ingresso in campo Parisi al posto di Cucinotta, ci prova dall'altra parte invece Bertino con questo pallonetto. Il neoentrato Bertino ha provato a farsi pericoloso, nel frattempo entra Rizzo ed esce Pirrone nelle fila del Comprensorio che cambia anche modulo, si passa a un 4-2-3-1 rispetto al 4-3-3 iniziale ed è proprio il cambio di modulo che porta i frutti sperati. Infatti è il neoentrato Diamante a servire l'assist vincente per il gol di Ferlazzo che quindi porta in vantaggio il Comprensorio quando mancano solamente 5 minuti alla fine di questa partita.
fondamentale il gol del centrocampista del Comprensorio, che qui va a ringraziare Diamante per l'assist vincente. Siamo a pochissimi minuti dal fischio finale, c'è un rinvio del portiere Ragusa, la palla viene riconquistata dal Comprensorio che si porta in avanti e trova la rete del 2-0. Sono passati pochissimi minuti dal primo gol e il numero 10 Agolli, il capitano del Comprensorio, ha portato quindi i suoi sul risultato di 2-0. Intanto ultimo cambio e infatti entra Sorrenti proprio per De Mariano. C'è un calcio di punizione che però chiuderà le nostre immagini. Infatti arriva il tipice fischio dell'arbitro, vittoria per 2-0 del Comprensorio, figlio di una prestazione sicuramente convincente. Vi lasciamo con i ragazzi del Comprensorio ai festeggiamenti. Antonio Carari porge un cordiale saluto e vi rimanda alla prossima.